Siamo in compagnia del mister della Chievo Verona, Alessandro Pontarollo. Innanzitutto mi è un piacere rivederti, mister. Grazie. Allora, dopo la presentazione, no, di qualche settimana fa, anzi qualche mese fa, adesso finalmente ti ritroviamo in campo, in tenuta sportiva, perché appunto da oggi inizia il ritiro ufficiale della nuova stagione 24-25 del Chievo. Le tue sensazioni, mister? Sì, hai detto bene, ci ritroviamo in campo, finalmente si comincia, sensazioni positive, insomma, un centro sportivo bellissimo e squadra e società importante, quindi ci sono ottime sensazioni e non vediamo l'ora di cominciare e di entrare dentro il campo. Esatto, saremo qui 3 giorni al Paglianini, poi ci si sposterà al Veronello per il vero e proprio ritiro e dopo ci sono anche delle amichevoli già in programma. La squadra, mancano alcuni elementi e ne sono arrivati tanti di giocatori, tanti sono andati via, alcuni li conoscevi già, un po' appunto cosa ti aspetti da questa nuova rosa, dall'ottimo lavoro che ha fatto fin qui il direttore sportivo Sciacchetto. Sì, per risponderti alla prima parte della domanda, facciamo i 3 giorni qua di attivazione, poi ci spostiamo a Veronello dove andremo a fare 5 giorni di doppie sedute e concludiamo con un amichevole con triangolare lunedì. La squadra sono contento, manca qualcosina, però diciamo il 90% della squadra è fatta, c'è un mix tra giocatori dell'anno scorso e un mix di giocatori nuovi, certo il compito nostro è di trovare un'amalgama il prima possibile, di creare una mentalità vincente prima possibile, certo che solo il lavoro può dire cosa saremo in grado di fare. Ultima battuta, non è ancora uscito il calendario, non si sa ancora il girone, però appunto sappiamo che il 25 è il primo appuntamento ufficiale con la Coppa, dopo l'8 settembre il campionato, tu che comunque la conosci, l'anno scorso sei arrivato praticamente in fondo, è mancato l'ultimo passetto, cosa si deve aspettare il Chievo e i propri tifosi da questa nuova stagione? Beh, al di là del girone B o C, insomma, l'importante è che il Chievo deve entrare in campo con una certa mentalità, deve mettere in campo tutta la sua forza, tutta la sua storia, tutte le sue qualità, poi indipendentemente dal girone, le squadre che andiamo ad affrontare, sicuramente noi entreremo in campo per provare a vincere contro qualsiasi tipo di avversario, contro qualsiasi tipo di squadra. Questa è la mentalità che cercheremo di coltivare dal primo giorno. Poi che conta è che la squadra sia in grado di dare tutto in campo, lasciare giù ogni risorsa, ogni tipo di energia che ha dentro e questa è la cosa più importante. Però penso che con la qualità della squadra che abbiamo, se riusciamo a mettere in campo queste cose qua, potremo toglierci delle soddisfazioni. Perfetto, grazie mister, in bocca al lupo per questo nuovo inizio e primo allenamento ufficiale del Chievo. Crepi il lupo, grazie a voi, buona giornata.